Oggi l'operazione che stiamo svolgendo è quella della raccolta del seme di Stipa veneta, seme necessario per produrre le piantine che verranno reintrodotte nei siti di progetto con l'azione C5 che prevede il rafforzamento delle popolazioni di questa specie. E questa è una specie endemica, in quanto tale minacciata, si chiama Stipa veneta perché esiste nel mondo soltanto in questo limitato tratto di litorale, il litorale veneziano settentrionale e una piccola parte del litorale friulano, appena dopo il fiume Tagliamento, dove ci troviamo in questo momento. È una pianta chiamata lino delle fate in italiano, che vive in ambienti molto aridi di duna fossile, consolidata, asciutta, forma queste praterie anche molto belle, scenografiche. Oggi la raccolta è in parte poco propizia perché sono maturi solo una parte dei semi, questi che si vedono piegati, flessi rispetto all'asse della pianta. Eccoli qua, questo si stacca facilmente. Gran parte delle piante invece hanno i semi ancora non totalmente maturi, ovvero con una leggera trazione non è possibile staccarli dalla pianta e quindi bisogna tornare nuovamente a compiere la medesima operazione di raccolta probabilmente la prossima settimana. Le piante risentono dell'andamento termico e per quanto riguarda la maturazione dei semi questo è un fattore decisivo. Normalmente la stipa matura attorno a fine maggio, il baricentro è il 30 maggio, qualche giorno prima, qualche giorno dopo. E in questo caso questa popolazione di Lignano, qui ci troviamo appunto al di là del Tagliamento, quindi abbiamo sconfinato in Friuli, Venezia Giulia, è un po' in ritardo diciamo rispetto alle popolazioni venete, che sono molto più piccole peraltro, per quanto riguarda la maturazione del seme. Questa popolazione è molto grande, ed è una popolazione di qualche migliaio di individui, la più grande che c'è probabilmente al mondo, e quindi noi la stiamo visitando proprio perché la riuscita in termini di germinazione è notoriamente legata al numero di piante della popolazione nella quale si raccoglie il seme, cioè più piccola e più isolata è la popolazione, minore è il tasso di germinazione del seme per un fenomeno di impoverimento genetico che è uno dei motivi di perdita di biodiversità, è un motivo per il quale le popolazioni di una certa pianta non possono, di una certa specie in generale, non possono essere spinte sotto una certa numerosità, una certa dimensione, e questo accade tipicamente quando viene distrutto l'habitat vitale, perché altrimenti questa specie finisce di essere feconda, diciamo, fertile, e di riprodursi in maniera efficace. Quindi la raccolta del seme ora è importante perché viene fatta allo scopo di moltiplicare questa specie e di consentire l'insediamento anche in altri punti del litorale in modo da salvaguardarne la conservazione, ma deve essere fatta con un certo criterio, quindi non si possono privare le piante di tutti i semi, ma è necessario raccogliere in maniera misurata, adottando le linee guida che sono in vigore per questo tipo di operazioni, che sono operazioni di tipo conservazionistico, quindi non possono creare un danno ovviamente alle popolazioni selvatiche, devono essere condotte in maniera responsabile, tale per cui il numero di semi che viene prelevato è proporzionato al numero di semi che rimane sulle piante, in modo da garantire anche per quest'anno, anno di raccolta, una possibilità di riproduzione spontanea alla specie della popolazione oggetto appunto di raccolta del seme. Quindi oggi è una giornata di raccolta, ma dovremo tornare, e questa è una tipica cosa che accade a chi è, come noi, Veneto Agricoltura, incaricato della moltiplicazione delle piante selvatiche, perché non è dato di sapere, se non arrivando direttamente nel posto, se i semi sono maturi e il rischio è quello di arrivare troppo tardi. Quindi spesso succede che si va lì un po' prima e naturalmente il prezzo che si paga in casi come questo è di doverci tornare nuovamente. Nel caso specifico è una percorrenza importante, diciamo, in termini di chilometri.